Tommy, Tommaso. Deve tapponarsi. Vieni qua che ci sediamo. Tommaso. Tommaso. Vieni qua. Fammi andare. Guarda che sapevo io sono quello. Ti sto dicendo di venire un attimo. Si viene un attimo, puoi giocare dopo, però devi venire. Ma dove? Guardi. Ti ho detto, Qua. non Non vengo. vengo, già vieni. Via, come vieni? È la mia papà. Non mi tira lì che ce la prendiamo la montagna. Non vuole così. Si chiama. Vuole che ci avviciniamo. Sopra di mamma. Siamo giunti al secondo brano, Canto a Sanuorese. Fa piangere senza spagnolo che
Ed eccoci qua dopo Canto a Sanuorese, naturalmente dopo il Canto del Re. Come vi avevo annunciato all'inizio, abbiamo la presenza di questo concordo che prende il nome appunto Concordo e Tenore di Orosei, tant'è vero che eseguiranno inizialmente alcuni brani religiosi e poi invece più tardi interverranno con alcuni brani appunto del tenore. È una formazione che chiaramente Concordo e Tenore esiste da tanti anni prima, ma loro si sono incontrati nel 97, quindi continuano con il loro percorso musicale. E intanto voglio un grande caloroso applauso perché questa formazione, ripeto, porta la bandiera non solo di Orosei ma sarda in tutto il mondo, quindi facciamo un grande applauso per il lavoro che stanno svolgendo. Concordo e Tenore di Orosei, Gozzor de Sul Rimedio e Ave Maria il secondo brano. Prego. Mortales, la gloria
intratturar feminas e benedetto brotto esa entrañas tu guarderu. Buonasera a tutti, abbiamo voluto iniziare con due canti dedicati alla signora che ci ospita stasera, la Madonna del Rimedio, con i Gosos e poi un'Ave Maria. Torneremo tra un po' con cose più allegre, più ballabili, adesso lasciamo spazio agli amici del canto a chitarra con i Mutos. Questo era il concordo e tenore d'Eurosé che naturalmente ritroveremo proprio con i brani del canto a tenore dopo, e era veramente doveroso iniziare con i canti religiosi. Bene, appena poi la regia è pronta riprenderemo con un bel carosello di Mutos de Amore.
sabore.
Bene, allora in questo intervallo ascolterete un ballo d'und, quindi un ballo logudorese, quello che in genere si fa negli intervalli poi dentro all'interno del repertorio della gara a chitarra, però ci sarà l'intervento di alcuni del concordo di Orosei con la trunfa, quindi un grande applauso a questi artisti, glielo facciamo veramente grandiosi. E poi naturalmente ci faranno ascoltare, come ripeto ancora, come ho detto all'inizio della presentazione, alcuni brani di canto a tenore. Sì. Vieni in fretta.
Ding
Bene, questo erano alcuni balli della tradizione. Quando io suono questo ballo baroniese, appunto sul ballo brinco, penso sempre al numero uno di questo ballo, chi lo suona, chi l'ha sempre cantato. Io voglio un applauso perché c'era prima Salvatore Vacca, Tottore Vacca, grande Totò. Tra parentesi, quando lo suono ti chiedo sempre scusa, è sempre scontato. Allora io voglio un applauso naturalmente per Concordo e Tenore di Orosei, che veramente ci stanno dando prova della loro bravura davvero in ogni campo, anche sul ballo e con la trunfa. Adesso invece, come annunciato prima, continuiamo con i brani della nostra tradizione. Tenore Concordo di Orosei ci fanno ascoltare esattamente 3 brani. Prego. Cara canto ser bella e sua mia, lo tenete in un amore profondo. Tutto canto ne tiene e tende a furare.
de esa nostra raza de la historia. Quando tu ebbe ser in carrera a illuminare che luna piena della attinamenta vai raccontonata e cantor sinnos che suoi vacchia ai su ballo la mano stringea stromina restivi innamorata della attinamenta minari al brano io stuvo scandoro esquivo e su notte candolo dormido e su nuevo por ti llamado e ti rispondi a bocche lenta acqua e tuo genitore e poi io chiamano tenta a tornare in campagna il fiore e solamente passato stiamo è una guerra quando lo esquido e su notte quando l'ho dormito torna il sonno mi arrestiamo in un'isola del mare vanno a cercare a Colomba
No, non so. Buonanotte ragazzi. Sì, veramente questa sera gli applausi per questo non vorrei finissero mai per concordo e tenore di Orosei. Mi ha colpito veramente questo canto particolare che mi diceva Piero Pala, proprio fa parte del DNA, come dire, musicale e canoro di Orosei. Quindi ancora complimenti. Adesso riprendiamo con la seconda parte. E tra tutte le bellissime persone di questa sera, adesso lo dico un po' con grande emozione, ho incontrato una tra le persone che ritengo voglio più bene della mia vita e tra le più importanti, perché pensate che mi vide suonare all'età di 13 anni nella mia zona, in un paese che si chiama Padru, vicino ad Azzanì, dove io sono nato. Azzanì è un comune, piccola frazione del comune di Lui, di Porto San Paolo. E lui mi vide suonare sul palco e mi portò per la prima volta a Irgoli. Non conoscevo ancora i Dessena, non conoscevo niente e nessuno. Quindi questa persona rientrava dalla Germania, era emigrato, andava verso il suo paese e si fermò a seguire questa gara a chitarra. Ebbene, fu il primo che mi portò ad Irgoli. Ad Irgoli appunto conobbi Totò Chessa, il grande organettista, e altri fisarmonicisti come povero Nenne Docherchi, per esempio qua di Orosei, che credo fosse il primo fisarmonicista con cui ho suonato in assoluto, sia in palco ma anche in riunioni conviviali, come si suol dire. E poi a un certo punto arriva questo bambino, perché anche se siamo coetanei era meno sviluppato di me, sembravamo l'articolo IL, uno più alto e uno più basso. Ed era appunto Claudio Dessena, arrivò con povero compare Pietrino Dessena, poi Pietrino Dessena ci ha fatto conoscere tutta la zona, attualmente dalla Baronia fino alla Barbagia, eccetera. Però assieme a compare Pietrino Isciughe Lucchesia, da che ringrazio, io questa sera voglio veramente che mi ha aiutato a fare un applauso per quella persona che mi ha portato per la prima volta in Baronia e che è presente questa sera, è Irgoli. Tonné Dulocche, Tonlocche, un applauso, grazie Tonné. Bene, riprendiamo con la seconda parte, Gallurese Filognana, secondo canto in re.
no cretas que Dios ia faria pileghe bentu sul solenne giuramento
Cioè,